Io farò una settimana qui in zona, al Lido di Venezia. Casa. I soldi sono contati ormai, si arriva a fine mese con molta fatica. E pertanto quest'anno si sta a casa. Vacanze sì, ma con moderazione. L'ombrellone costa, l'albergo anche. Il campeggio ha lievitato i suoi tariffari, la benzina scotta e il 50% dei vacanzieri dal lavoro preferirà rimanere a casa, magari in riva al Sile, tra le fresche colline della Pedemontana o lungo la vicina riviera veneziana. Ci sono un 50% che le vacanze proprio non le fa, o fa il pendolare della vacanza andando chi può al mare più vicino, alle spiagge più vicine, nel caso nostro a Jesolo per esempio. Nel mese di giugno l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato un aumento del 2,7% rispetto allo stesso mese del 2010. La principale spinta all'inflazione arriva dai rialzi dei prezzi per i servizi relativi ai trasporti. Decollano infatti i costi per i biglietti di treni, aerei, traghetti. È una tendenza che registriamo ogni anno, si aggira intorno al 5% medio. E questo mette in luce il fatto per cui si riducono i giorni di vacanza. Anche l'Istat sottolinea i rincari in corrispondenza con le partenze per le vacanze estive. In particolare si segnala l'aumento dei prezzi dei servizi di alloggio con un più 3,9% su base annua, l'incremento congiunturale dei prezzi dei campeggi più 14,4% e delle pensioni più 2%. I giorni di vacanza si sono ristretti e si sono ridotti rispetto al passato. Per i più fortunati, dunque, una settimana, 10 giorni di villeggiatura dovranno bastare.